Gesù, trasudendo a Gerico, passiava per la città. Un uomo che si chiamava Zaccheo, capo in destra dei pubblicani e ricco assai, cercava di vedere a Gesù, ma non ci riusciva perché stava assai folle e esse era curto. Allora povero si gli in coppa un albero di sicomoro, perché Gesù aveva passato lì parte. Quando Gesù arrivò in loco, alzò lui che alla ricetta. Zaccheo, scendi in presso perché oggi mangia a fermare a casa tua. Isse scendette corsa a coppa all'albero e l'accogliette con alleria. Dimma chi viene stasera, doctora che sta viando assaltata, Gesù Cristo muovere per strada, la risposta sta vita con tu, tutta folla sarà padroinata, via lontano Signore che bene, niente strillere tante ammalate, occhio quella tu siete Gesù. Zaccheo, non mi imbroglio nato, te conosco a quando sei nato, ogni cosa conoscere, ci tu ammesso moscina, abbracciato lui piano piano, bucam, a tu stai casa. Sì, Signore. Sì, Signore, io t'accordo con gioia. Sì, Signore, tu mi hai fatto stupore. Quando la parecchia richiesta, murmuriai a Gesù Cristo, perché insieme a chi l'uomo parlava, non è loro non era, ma Zaccheo ricetta Gesù, fino a oggi non roba mai più, e denaro e tomba alla gente, e sti soldi non voglio più niente. Oh Zaccheo, la salvezza è trasmuta, fino a casa oggi è venuta, è sicuro non finirà più. Tu sei stato graziato perché io sono venuto per salvare chi è perduto, pure tu, pure tu. Sì, Signore, tu mi avvierti sto cuore. Sì, Signore, benignuto d'amore. Sì, Signore, tu mi avvierti sto cuore. Sì, Signore, benignuto d'amore. Gesù, per via Galilea, aveva passato a Samaria. Si trovava allora in una città da Samaria che si chiamava Sicar, vicino a terra che Giacobbe aveva dato al figlio Giuseppe, dove c'era pure un puzzo che appartenette a Giacobbe. Gesù, stanco del viaggio, si era assettato in coppa muro puzzo. Era quasi mezzogiorno. Una femmina da Samaria venette a pigliare l'acqua.
un poco l'acqua fresca per la samaritana, un poco gusto in mare. Ovvero non aspettavo che te chiedeva questo, ma se mi conoscesse l'acqua meno che disse. Signore mio amato, via da chi ti sente, sta voce a noi potente, la vita eternamente sorgente dell'amore. L'acqua viva tu sarai ogni momento, e noi abbassando. Merita mio Signore, che a Gerusalemme si prega il Padre Eterno. Merita co santuario o tenimmo cuore e per ogni parto una camminammo con Signore. Donna verrà un momento, ma non sempre torna, che ai veri adoratori pregheranno il Signore in spirito e verità. Come un figlio in un momento a te vostra, ci guarderà. Chiamai perché è nata volta che l'uomo che era stato citato e le ricettano. Da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Chi l'ha loro rispondetta? Se è un peccatore non lo saccia. Una cosa saccia, che era ciecato e mo ci vega. Lo spiai nata volta, Che ti facette? Come ti rapetto l'occhio? si rispondetta. Ve l'ha già detto e voi non mi avete creduto. Come mai volete sentire un'altra volta? Forse volete diventare pure voi discepoli suoi? Un giulai nelle ricettano. Tu sei discepolo di Chilla, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio parlai con Mosè, ma non sappiamo chi stiro è. L'uomo rispondetta. E che sia bella? Voi non sapete da dove viene e a me mi ha aperto l'occhio. Ma noi sappiamo che quando uno è peccatore, Dio non lo sta a sentire. Ma se uno è devoto di Dio e fa volontà sua, Dio lo sta a sentire. Da quando mondo è mondo, non si è mai sentito che uno ha aperto l'occhio e non c'è catenato. Se quest'uomo non fosse venuto a Dio, non avrebbe potuto fare niente. Le rispondettano. Tu sei nato tutto quanti tinte e peccati e ci vuoi imparare noi. Io cacciai fuori. Gesù si detto che l'avevano cacciato fuori e trovato la ricetta. Tu credi, figlio dell'uomo? Chi le rispondetta? Signore, chi è esse e io le credo. Gesù ricetta. E chi le catuvire e che sta parlando con te. E chi le ricetta? Io credo, Signore. E s'addemucchiai innanzi a essa. Gesù ricetta. Io sono venuto in questo mondo per un giudizio, perché quelli che non vedono vedranno e quelli che vedono diventano ciecati. I farisei che stevano con essa, si dettero queste cose e dicettero. Pure noi siamo ciecati. E Gesù? Se fossimo ciecati non avessimo nessuna colpa, ma voi dicete, noi verimmo, perciò il peccato vostro resta. Na 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 Quando stai in da malattia, quando tutto ti va storta, aspetta soltanto la morte e non sai più come fare. Apri
che ci sto scura, tutto mondo fa paura e ti senti sola, in dall'anima però, se tu riesci credo anch'io, Gesù trasarindo cuore, io dottore re dottura, che sicura possa nare, ma non t'avvolì, non perderò momento, Gesù ti sento, fallo così. E si rindo cordiera, una tristezza che non saia, o stai solo mia se vuoi, tu dighi come fa, si tu accetto signore, da parte io salvatore, tu povera vita tua, certamente cagnarra, in dall'occhio regalata, di creatura sconsolata, e di chi non ci fa più, vedo l'occhio di Gesù, ma non t'avvolì, non perderò momento, Gesù ti sento, fallo così.